Pronti? 1, 2, 3. Valido, questa volta il segnale con Max Lane che cerca di filare subito in testa, evitando Amos Rab che prova ad accodarsi. All'esterno invece c'è Zonda Cap veloce che chiede strada, parlano i due interpreti mentre Amos Rab si è accodato. Insiste Zonda Cap, ma Marco Volpato dice che no, intende correre al comando e quindi Zonda Cap costretto all'esterno. Max Lane in leader su Amos Rab, terza posizione per Daikiri Pitts che precede decimo Meridio GPD, 400 iniziali in 32, si è adeguato all'esterno Zonda Cap e così Max Lane guida lo svedese rientrante dopo quasi un anno e mezzo di sosta. Completa i 600 metri iniziali in 46,9. Mentre all'esterno c'è la progressione di Crystal Dancer che dal secondo nastro risale gradualmente e con un bello spunto arriva a ridosso del battistrada a contatto Amos Rab. In terza posizione in corda Daikiri Pitts, per corsie esterne rimane ancora Zonda Cap, poi anche Brigante Risaia e intanto 1,18 per i 1000 metri iniziali. Siamo al secondo passaggio davanti alle tribune con leader Max Lane, all'esterno si impegna Crystal Dancer, poi una seconda pariglia formata da Amos Rab e Zonda Cap, una terza con Daikiri Pitts e Brigante Risaia, 600 alla conclusione. Cerca di cambiare marcia il battistrada per scrollarsi di dosso Crystal Dancer che comincia a calare quando siamo a 400 dalla conclusione. In vantaggio Max Lane, nella sua scia è sempre Amos Rab. Poi il tentativo in terza ruota addirittura di decimo Meridio GPD. Intanto Max Lane ha allungato, Amos Rab ha un paio di lunghezze, ingresso in addirittura d'arrivo con Max Lane in evidenza. Amos Rab e all'interno anche Daikiri Pitts, finale con Max Lane che vince chiaramente. Il secondo posto per Daikiri Pitts, al terzo finisce Amos Rab, per il quarto sono vicini. Andiamo a rivedere decimo Meridio GPD, quarto o quinto, non abbiamo visto, ecco, vediamo Amos Rab che prova a scattare all'esterno, c'è però all'interno lo speed di Daikiri Pitts che va a conquistare il secondo posto alle spalle di Max Lane, il terzo è per Amos Rab e per il quarto forse Zobeid R riesce ad aver ragione di decimo Meridio GPD, quindi questo dovrebbe essere l'ordine d'arrivo che vedete anche in sovraimpressione 38492, ma aspettiamo ovviamente l'ufficializzazione. La vittoria per Max Lane, Marco Volpato, prima uscita in Italia per questo allievo di Cosimo Fiore che non correva da quasi un anno e mezzo per conto del signor Alessandro Vassallo. Presentazione decisamente buona con questo primo piano in TQQ, Marco Volpato e Max Lane.